Cosa ne pensa di questa iniziativa che vede oggi insieme anche l'Ordine degli Architetti e gli Ordini degli Ingegneri per un corso di aggiornamento professionale? Innanzitutto ha fatto riferimento alla nuova normativa che impone precise responsabilità sul compito di direttore dei lavori e di collaudatore statico, che prima era lasciata un poco alla discrezionalità, ma che ora assegna precisi compiti di verifica di qualità dei materiali e tutto sia durante la fase di progettazione che durante la fase di esecuzione e di collaudo. Siccome questa normativa è uscita ora a gennaio 2018, praticamente l'ultima è del maggio 2018, è necessario da parte di tutti gli organi cercare di provvedere ad aggiornare e rientra nelle competenze specifiche di noi ingegneri e architetti libero professionisti. Ecco, da cosa nasce questa idea di questo evento formativo in tandem fra architetti e Ordine degli Ingegneri? Beh, intanto nasce dalla complessità delle norme che regolamentano il settore, una complessità che riguarda sia gli aspetti tecnici ma soprattutto gli aspetti giuridici di responsabilità civile e penale dell'esercizio della professione dell'ingegnere e dell'architetto.